tratto veneto della 4 è ormai una priorità nazionale ed è un'urgenza assoluta trovare una risoluzione a questo problema. La tragedia di ieri, quelle degli altri giorni, ormai ci dicono che sta diventando una situazione insostenibile per la sicurezza delle persone, per il nostro sistema economico e produttivo. Gli ultimi due incidenti mortali, avvenuti nel giro di appena 24 ore, hanno reso ancora più drammaticamente urgente una rapida messa in sicurezza dell'autostrada Venezia-Trieste nelle tratte in prossimità dei cantieri per la realizzazione della terza corsia. Il segretario del Partito Democratico Veneto, Andrea Martella, si è mosso sia col governo che col Ministero delle Infrastrutture. Il ministro Giovannini ha detto che verrà accelerata la costituzione della NewCo, cioè della nuova autostrada, che è la nuova società autostradale che avrà in concessione quel tratto, e ovviamente dovranno essere programmati in termini più veloci di quanto è previsto attualmente i lavori necessari, anche con delle risorse aggiuntive che dovrà reperire lo Stato. Azioni mosse da una situazione che chiede una risposta immediata. Bisogna fare presto, bisogna fare velocemente, bisogna inserire nella programmazione, nella realizzazione il tratto San Donà-Portuguaro, non si può aspettare oltre e bisogna costituire al più presto la società, fare la convenzione e reperire le risorse.